Allora, Allora Flora, parliamo del consorzio del Mamertino DOC, quando è stato realizzato. benissimo. Allora, benché il Mamertino abbia origini antichissime come vino, la DOC viene costituita soltanto nel 2004, dopo un bellissimo lavoro di recupero degli antichi vitigni da parte di lungimiranti colleghi produttori. Però nonostante ciò ancora mancava qualcosa, mancava un consorzio appunto, un consorzio di tutela di questo vino pregiato e di questo angolo di paradiso all'interno del panorama enologico siciliano. E la zona del Mamertino DOC è compresa nella parte nord-orientale della provincia di Messina e- ed è una chicca perché l'estensione di tutto il Mamertino DOC raggiunge i 50 ettari appena. Pensate che è nulla rispetto ai grandi feudi, alle grandi estensioni delle aziende del Trapanese, ad esempio. E ciò ha le sue radici nella storia, perché in provincia di Messina si attuò la riforma agraria che ha portato allo smembramento dei feudi. Nel dicembre 2018 io ed altri lungimiranti produttori ci siamo costituiti in associazione ed è stato il primo passo per diventare poi un consorzio a tutti gli effetti. La condizione sine qua non per far parte del consorzio Mamertino DOC ed essere produttori. Infatti la nostra tutela è sì verso questo splendido vino, ma soprattutto verso il lavoro prezioso di ogni singolo produttore di Mamertino. Per potervi accedere bisogna infatti esibire la dichiarazione di vendemmia e la dichiarazione di produzione delle ultime 3 campagne. Quindi il vignaiolo che produce Mamertino è per noi un patrimonio importante perché conosce la terra, conosce la storia di questi luoghi ed ha tutto l'interesse affinché essi vengano valorizzati a dovere.